Buongiorno e benvenuti, parliamo di sanità, nello specifico sanità privata. Questa mattina do il buongiorno e benvenuto a Samuele Natali, vicepresidente di AIOP Veneto, Associazione Italiana Ospedalità Privata. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti. Avevamo già trattato nei mesi scorsi il tema del tariffario con il nuovo nomenclatore, cioè le tariffe che sono state definite da un nomenclatore nazionale, che sono le tariffe che la sanità pubblica, cioè lo Stato, rifonde alle strutture private convenzionate che, come sapete, agiscono come se fossero sanità pubblica. C'è stata una rivisitazione delle tariffe e chiedo a Samuele Natali qual è lo stato dell'arte, perché poi ogni regione nell'applicare il nomenclatore nazionale ha avuto un certo margine di autonomia di decidere dove spostare certe risorse, insomma come far quadrare i conti. Buongiorno, sì, sicuramente le varie regioni, soprattutto le uniche che potevano, diciamo, decidere di applicare un nomenclatore differente, erano le regioni che avevano i conti in ordine. Il Veneto è una regione che ha i conti in ordine e quindi ha un paio di volte prorogato l'entrata in vigore del nuovo nomenclatore fino ad arrivare al 15 di giugno, dove è stato approvato e applicato e è entrato in vigore il nuovo nomenclatore regionale di tutta la specialistica ambulatoriale. Nomenclatore che non è uguale al nomenclatore previsto a livello nazionale, ma che ha avuto una rivisitazione importante, soprattutto su alcune specialità, a ribasso delle tariffe che erano in vigore fino al 14 di giugno di quest'anno. Perché il Veneto comunque aveva una situazione, chiamiamola così, felice rispetto alle altre regioni, cioè aveva dei parametri comunque più alti rispetto a quelli che erano previsti dal tariffario nazionale? Sì, diciamo che la Regione Veneto negli anni ha sempre cercato di valorizzare la qualità del servizio erogato, gli erogatori, di qualità del servizio sanitario regionale, e quindi per quella ragione nel vecchio nomenclatore, che è stato in vigore per più di 15 anni, hanno previsto delle tariffe che erano migliorative rispetto a quello nazionale. Tariffe migliorative soprattutto in quelle specialità come la diagnostica per immagini, dove c'era un forte impatto al lato investimenti, tecnologia e innovazione, cosa che non è stata, diciamo, mantenuta e rispecchiata nel nuovo nomenclatore, che vede un abbattimento importante soprattutto di quelle prestazioni come la diagnostica per immagini, come le risonanze, le TAC, che ad oggi sono valorizzate molto meno che col vecchio nomenclatore. Che taglio c'è stato? Che tipo di riduzione della tariffa registrate? Allora, la tariffa è stata abbattuta per l'ambito della diagnostica per immagini, risonanze e TAC dal 30 al 40% rispetto al vecchio nomenclatore. A livello globale del nuovo nomenclatore il taglio è stato molto più esiguo, e quindi quello che la nostra associazione di categoria, come il privato accreditato, che eroga prestazioni in nome per conto del servizio pubblico, si chiede un po' quale sia stato il criterio del taglio fatto soprattutto sulle specialità a maggior impatto economico di investimenti di qualità, dove il cittadino ha bisogno di investimenti costanti in tecnologia, rispetto magari ad altre prestazioni che hanno un impatto economico completamente differente. Quindi, se ho capito bene, voi sindacate non tanto questa riduzione che in qualche modo era obbligatoria per un adeguamento al nomenclatore nazionale, però nel margine del decidere come risparmiare X, probabilmente si è andato ad agire in un ambito che voi avreste preferito maggiormente tutelato, e magari si è aumentata una tariffa che poteva rimanere così com'era? Cioè è stata un po' la distribuzione dei tagli? Sì, la mancanza di un criterio redistributivo. Ovviamente era necessario rivedere un nomenclatore fermo da 16 anni, ci saremmo aspettati che dopo 16 anni ci fosse stata una revisione, diciamo, con una visione strategica differente, quindi con un investimento su quelle che sono le nuove tecnologie, i nuovi bisogni dei cittadini, i nuovi bisogni di salute dei cittadini. Quindi per esempio sono state aumentate le visite da 21 euro a 28 euro, una visita di uno specialista, per esempio un gastroenterologo che effettua una visita di 45 minuti, un'ora,
è poca la remunerazione per un professionista, sia che sia 21 euro che sia 28 euro, quindi ci sono stati magari aggiustamenti marginali che non hanno accontentato nessuno e invece dei tagli importanti su altre tipologie di attività dove effettivamente viene difficile pensare di un investimento continuo in tecnologia di tutte quelle strutture che magari hanno fatto della loro attività, quella diagnostica o quella di gestione delle prestazioni ambulatoriali. Non sarà che nelle politiche sanitarie dirette, lei parla di diagnostica per immagini, un po' anche seguendo l'attività documentale che facciamo noi giornalisti, non sarà che forse questo taglio nella diagnostica è perché le strutture pubbliche pure hanno investito ultimamente in macchinari ad altissima tecnologia e quindi magari preferiscono concentrare la diagnostica nelle proprie apparecchiature e mancando invece medici, ecco che diciamo, aprono un po' più il numero delle prestazioni sulle visite specialistiche, che magari un tipo di prestazione che non riescono a dare in maniera soddisfacente dal pubblico diretto. È una mia considerazione. Potrebbe essere, è anche vero che il nuovo tariffario, il nuovo nomenclatore, di fatto fa sì che il privato accreditato vada ad erogare un maggior numero di prestazioni di diagnostica per immagini, quindi diciamo che non ha spostato l'allocazione delle risorse come magari si poteva pensare in una scelta strategica, quindi magari il pubblico è più performante oppure ha fatto investimenti tramite il PNRR, ha smaltito le liste d'attesa e magari ci si siede a un tavolo e si dialoga col privato accreditato per capire quelli che sono magari i nuovi bisogni di un territorio e o la complementarietà di un sistema. No? Questo non è stato fatto, è quello un po' di cui parlavo, cioè fai fatica a capire il criterio col quale sono state fatte determinate scelte. Poi noi come privato accreditato ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo parlato con i nostri professionisti, abbiamo cercato dall'oggi al domani di erogare maggiori prestazioni con lo stesso livello di qualità. È evidente che... E come fate a sostenere maggiori prestazioni, stesso livello di qualità percependo una quota parte ridotta? Cosa siete, dei benefattori? Diciamo che è difficile e probabilmente lo puoi fare per un arco temporale relativamente ridotto, perché dopo sia il professionista che la struttura avrà dei costi, abbiamo dei costi molto superiori rispetto a quelli che avevamo 16 anni fa, dal costo del lavoro al costo energetico, dal costo dell'investimento in tecnologia, che se vuoi avere delle buone risonanze, le buone TAC sono molto costose. E quindi hai questo tipo di investimento, dall'altra parte hai dei margini che si sono abbassati tantissimo, perché con un taglio del 30-40% bisogna ricontrattualizzare i contratti con i professionisti, cercare di fare magari qualche esame in più nello stesso arco temporale e quindi sicuramente chiedere uno sforzo ai tecnici di radiologia. In questo caso sto parlando della diagnostica per immagini, ma è comunque replicabile su tutte le prestazioni ambulatoriali, e questo qua probabilmente è uno sforzo che si può fare per un certo periodo di tempo, perché la nostra priorità, noi siamo parte del sistema sanitario regionale e l'obiettivo nostro è erogare prestazioni per i cittadini, quindi quello è l'obiettivo principale. Però sicuramente è una scelta che mette in difficoltà le strutture, soprattutto quelle strutture che sono maggiormente dedicate a quel tipo di attività e quindi non hanno la possibilità di riorganizzare la propria rete d'offerta. Ma lei quando parla di un periodo di tempo cosa vuol dire? Per il momento avete raggiunto, faccio un'ipotesi, un accordo con la Regione per cui noi ci proviamo 6 mesi, osserviamo come va, eventualmente bisogna rivedere le tariffe oppure non siamo più in grado di fornire 100 prestazioni, te ne fornisco 50 a questa cifra, cioè c'è questo dialogo aperto. Che tipo di prospettiva possiamo avere? Io parlo ovviamente dalla parte dell'utente finale. Da una parte c'è la speranza che l'osservatorio che si sta andando ad istituire per ragionare su un nomenclatore e far sì che non si aspettino altri 16 anni per parlare di un nuovo nomenclatore, prenda vita e che sia non sia solo un osservatorio ma anche un tavolo proprio di dialogo con tutti gli attori in campo, perché la speranza è che con un tavolo aperto e continuo si possa dialogare soprattutto su quelle prestazioni che mettono più in difficoltà le strutture, perché non riescono ad arrivare a coprire i costi con la remunerazione, non riescono più a coprire i costi di produzione.
Dopodiché era un po' quello che ci diciamo la scorsa volta che ci siamo incontrati, la mia preoccupazione è quello che una serie di strutture, magari soprattutto quelle più dedicate a una singola specialità, a una singola attività, si trovino a fare delle scelte anche complesse, cioè compro una nuova risonanza oggi o la compro fra 1 o 2 anni. E questo qua ovvio che va a impattare su quella che è la qualità delle prestazioni erogate. Quello che mi sarei aspettato probabilmente era una valorizzazione differente anche magari in base al livello di qualità dei macchinari, dell'innovazione, degli investimenti che le varie strutture fanno. Quindi il mantenimento del vecchio nomenclatore per chi ha delle apparecchiature all'avanguardia e magari un abbattimento per chi ha apparecchiature più vetuste, come magari avviene in altre nazioni. Quindi premiare l'investimento, non colpire magari in maniera generalizzata un tipo di prestazione. In questa prospettiva, no, questo è anche un po' un ragionamento diciamo di aspetto politico, che si sente spesso parlare della sanità che in Veneto va sempre più verso un modello della Lombardia. In qualità di rappresentante della sanità privata e alla luce di questa formula, di questa applicazione, anche se in fase, chiamiamola così, di osservazione, che futuro vede per aziende come la vostra per poter continuare a garantire la qualità di una prestazione, rimanere ovviamente nei costi? Cioè c'è il rischio davvero che la sanità privata pura, magari sostenuta da sistemi di assicurazione eccetera, possa prevalere? Sicuramente la sanità intermediata, quindi quella dei fondi assicurazioni, è in crescita e crescerà un po' anche forse per disegno politico generale, nazionale, che vede un sistema sanitario non più in grado di coprire quelli che saranno non tanto i bisogni di oggi ma i bisogni di domani, quindi un invecchiamento della popolazione, una forte incidenza della cronicità, quindi si sa già che il fondo sanitario non basterà a coprire i bisogni da qui a 10 anni, quindi probabilmente ipotizzo si sta organizzando un po' nei fatti, magari non nei proclami, ma nei fatti, un sistema misto con delle coperture integrative. Dall'altra parte la mia speranza è quella di riuscire a dialogare sempre meglio con Regione in una visione anche prospettica a lungo periodo, perché questo qua ti permette anche con un nomenclatore rivisto o con dei budget fermi ormai da troppi anni che chiediamo di adeguare, però se hai una visione prospettica di medio periodo riesci anche a fare gli investimenti mirati, non avere poco tempo per cambiare completamente quelle che sono magari le capacità erogative. Sarebbe bello conoscere quali sono i bisogni del territorio, quali sono i bisogni dei cittadini, condividerli con Regione o con le ASL e sulla base di quello fare una programmazione a 1 o 3 anni di modo che poi il privato accreditato possa dare sempre di più una mano concreta a quelli che sono i bisogni del territorio. Quindi programmare dell'economia di scala. Sì, con una visione di una politica sanitaria che sia con una visione di politica sanitaria. Visione di politica sanitaria e quanto anche il privato può incidere, no? Perché abbiamo detto la coperta è sempre più corta, i bisogni sanitari aumentano, quanto può in qualche modo compensare anche offrendo dei servizi sociosanitari, perché un po', no, questa è un po' la sfida. Sì. E allora può sicuramente dare una mano perché ha forse più capacità di mutare velocemente in base alle esigenze. Sicuramente c'è tutta la parte di diagnostica domiciliare, di prestazioni domiciliari che poi sono sanitarie ma sono anche sociosanitarie, perché poi quando entri a casa della gente il problema iniziale di salute è secondario rispetto a quello che sono tutti dell'accoglienza, di solitudine eccetera. Sicuramente quello con le nuove tecnologie, con la possibilità di collegamenti da remoto si riesce a erogare magari anche diminuendo un po' quelli che sono i costi di portare una persona a casa della gente, perché un conto è il costo di erogare una prestazione in un ospedale dove la gente affluisce, un conto è portare l'ospedale a casa della gente, sicuramente più costoso, però è più efficace per il cittadino, soprattutto per il cittadino magari solo, anziano, che ha bisogno di una presa in carico, quindi bisogna riuscire a trovare il connubio tra l'incremento di spesa che ha andare a casa della gente
o quello che ha portare la gente all'interno delle strutture ospedaliere o poliambulatoriali, un po' come l'RX domiciliare. È evidente che un RX fatta in un ospedale costa quasi 10 volte meno che quello che costa portare un tecnico di radiologia, un RX portatile a casa di un paziente al terzo piano senza ascensore. Bisogna considerare questo, però è un beneficio che probabilmente una popolazione che cresce, che ha sempre maggior cronicità, che è sola e non può essere magari accompagnata, c'è bisogno di trovare una quadra e in questo caso il privato secondo me può dare una mano. Bisogna sedersi a un tavolo e capire quanto costa, magari tramite anche questo osservatorio, quanto costa davvero questa prestazione e quanto la si può andare ad acquistare. Parlo di sistema sanitario nazionale, da chi la può erogare, che può essere il pubblico, può essere il privato accreditato. Ma in questa prospettiva evolutiva, anche pensare a nuovi modelli di gestione, no? Adesso sto pensando in maniera forse anche troppo un po' iperbolica. Lei faceva il ragionamento portare una persona in ospedale o andare ad assisterla a casa. Probabilmente ci dovrebbe essere una via di mezzo, delle strutture che sono diverse dalle attuali RSA, delle strutture sempre più, secondo me, variegate, che siano in grado di raccogliere la popolazione anziana a seconda dei bisogni e offrire una specie di co-housing, chiamiamola così, che in qualche modo insomma, ridisegni anche la tipologia delle necessità della società. Il privato che si occupa di sanità e si occupa anche necessariamente, perché lei parlava un bisogno sanitario poi diventa un bisogno sociale, sta pensando a questi modelli? Sì, attualmente stanno nascendo alcuni modelli che sono attualmente solo quasi in forma privata, perché poi per accedere a quello che può essere il Servizio Sanitario Nazionale oppure il Servizio Sociosanitario occorre una regolamentazione, occorrono una serie di bandi di affidamenti anche economici per queste prestazioni, quindi stanno nascendo un po' di sperimentazione a livello privato che poi penso che siano propedeutiche per capire se è interesse anche della parte pubblica investire nel sociosanitario. Sicuramente sì, per rendere l'assistenza e la cura sostenibile, sì. perché come diceva lei è un meccanismo che credo che ciascuno di noi abbia avuto esperienza diretta e poco sostenibile, a meno che uno non abbia un patrimonio personale che decide di mettere in gioco necessariamente, altrimenti insomma è sempre l'assistenza ad un familiare diventa sempre abbastanza rocambolesca. Sì, è onerosa, assolutamente onerosa. Rocambolesca sì. anche nelle soluzioni e nelle dinamiche. Tornando al nomenclatore nazionale che mancava da 16 anni, è stato strutturato al ribasso perché il fondo sanitario non basta più o è stato rivisto perché magari c'erano delle risorse assegnate a prestazioni che francamente magari non servono più? Cioè, come è stato rivisto dopo 16 anni? Solo in una logica di taglio o anche, parliamo di quello nazionale? Diciamo che c'era la necessità di inserire una serie di prestazioni che non erano coperte dai LEA, quindi i livelli essenziali di assistenza. Avendo la necessità da una parte di inserire nuove prestazioni, dall'altra di non incrementare il fondo destinato a questa, o non incrementare troppo il fondo destinato alla copertura delle prestazioni ambulatoriali, si è dovuto fare di necessità virtù, quindi di fatto si è tagliato tutto per salvare quello che era l'impatto dei costi totale. Quindi si sono inserite più prestazioni da erogare, si sono abbattute mediamente un po' tutte le prestazioni e si è trovato l'equilibrio per andare a investire poco più di quello che si investiva col vecchio nomenclatore, quindi è stata una necessità di equilibrio di carattere economico. Sì, di carattere di spesa, perché se no sarebbe stato probabilmente una maggiore appunto studio e valorizzazione di alcune procedure che sono più costose di altre. Da esperto del comparto, ci sono, perché spesso raccogliamo anche istanze da parte di pazienti che vedono delle necessità anche innovative che però non sono riconosciute. Penso magari alle persone, l'obesità, mi viene in mente una patologia che non è riconosciuta, pur essendo l'obesità portatrice di
tutta una serie di patologie croniche che poi sfociano anche in un alto tasso di mortalità, ma che soprattutto poi quando si manifestano hanno un costo sociale significativo. Ecco, c'è stata un'analisi di quelle che sono veramente delle prestazioni necessarie che andrebbero introdotte, penso appunto magari al farmaco innovativo per chi è obeso che invece non è rimborsabile, o penso magari anche all'emicrania, cioè ci sono tante patologie di cui ci si dimentica o altre che potrebbero essere eliminate, cioè capire, perché è facile fare un taglio netto sui numeri, però magari, come dice lei, se uno studia probabilmente vede che ci sono dei rami secchi dove si può tagliare in maniera indolore, invece bisogna cercare di investire con lungimiranza proprio per evitare costi abnormi successivamente. Secondo me la soluzione ovviamente è un tema politico, perché sono scelte di carattere politico, con risorse scarse dove alloco le mie risorse. Però è anche vero che non ci possiamo più permettere, secondo me, di mantenere tariffari fermi 10-20 anni, perché col mondo che va alla velocità odierna, con le innovazioni tecnologiche ci sono, gli esempi anche le nuove malattie. Le nuove malattie e quegli esempi che faceva lei sono calzanti, perché bisogna di anno in anno, di biennio in biennio, rivedere il nomenclatore, rivalorizzare ciò che magari ha avuto un'innovazione tecnologica, che magari ha aumentato il costo, togliere ciò che magari o abbattere ciò che magari ha costi di gestione più bassi per altri tipi di ragioni e inserire nuove patologie, nuove coperture sanitarie, eccetera. Se pensiamo al 2040 con questo nomenclatore, probabilmente stiamo parlando di due mondi completamente differenti, quindi non possiamo pensare di arrivare al nuovo nomenclatore, alla nuova revisione in un arco temporale di 15 anni che nel 2025 significa un arco temporale lunghissimo. Anche perché con i nuovi farmaci che sono allo studio, pensiamo solo a quelli antitumorali che oggi permettono la cronicizzazione del paziente oncologico, e sono farmaci che comunque hanno ancora un certo costo. Poi, siccome il tumore è una patologia molto diffusa, per la legge dei grandi numeri si riescono ad abbattere i costi. Ecco, c'è allo studio proprio questo tipo di analisi epidemiologica per capire, per poter offrire a tutti delle opportunità farmacologiche, se no c'è il rischio, come nel caso dell'obesità, che chi ha la disponibilità economica di acquistare questo farmaco si può curare, può prevenire, chi invece aspetta di sviluppare la patologia e poi affidarsi ai farmaci salvavita. Ecco, volevo capire... Di studi sicuramente ce ne sono, poi ci sono farmaci talmente innovativi, però se sono farmaci hanno alla base una serie di studi, anni di studi e di rendicontazioni, perciò quello c'è. Sicuramente bisogna andare a vedere con appunto visione prospettica, perché sicuramente introdurre un farmaco X per la cura di un tumore ad oggi costa molto, ma ha un beneficio in termini di anni di vita, ma anche economici del sistema salute, da qui magari a 10 anni. Il problema è che bisogna anche andare ad avere la volontà di fare una spesa oggi per avere un beneficio fra 10 anni. Tante volte magari si cerca di trovare una minima copertura oggi per non avere un costo oggi, perché tanto fra 10 anni ci penserà qualcun altro. In realtà sarebbe bello, quello che un po' dicevo prima, avere una visione di politica sanitaria a lungo raggio, quindi vuol dire investire in innovazione, vuol dire investire in prevenzione, tutta la parte di prevenzione che magari ha un investimento troppo basso rispetto a quello che dovrebbe essere, ti va a ridurre una serie di costi nel medio periodo che sono fondamentali per tenere in equilibrio il sistema, però bisogna spendere oggi per avere un beneficio domani. Voi come operatori sanitari privati sentite di andare ad un'altra velocità rispetto alle scelte della politica? Ma allora, fortunatamente viviamo una regione a livello sanitario, a livello di qualità delle prestazioni importante, sia a livello pubblico che a livello privato accreditato, quindi quello lì agevola sicuramente, no? Sia il dialogo che il vivere questa... E anche la progettazione, mi auguro. Però a volte magari vorremmo essere sfruttati di più, perché sicuramente abbiamo una capacità di mutare in base ai nuovi bisogni dei cittadini,
più veloce rispetto magari a quello che è un grande ospedale pubblico, quindi a volte magari ti senti di poter dare di più o di poter essere ascoltato di più su determinate tematiche dove c'è bisogno, come il tema delle liste d'attesa, come il tema non solo ambulatoriali, perché poi c'è tutto il tema delle liste d'attesa chirurgiche, che è importante, che ad oggi viene guardato poco perché i fondi sono sulla parte ambulatoriale, però tante volte eroghi molte più visite specialistiche, abbatti i tempi d'attesa, ma questo qua poi nessuno vede che poi si sposta, cioè il paziente certo. non aspetta nel primo step ma aspetta nel secondo, perché poi lì non c'è... beh, chiaro, non è che... E quindi anche lì ci dovrebbe una visione d'insieme che fa vedere un percorso di cura del paziente, cioè io magari ho un budget destinato alla cura di una determinata patologia e prendo in cura il paziente sia nella parte di visita, di diagnosi, devo che di portarlo cura, a tutta la e la filiera, porto alla fine del suo percorso, perché sennò ho solo spostato il problema. Diagnosi non... Sì, infatti. Bene, ma un'ultima cosa, sì. dal punto di vista del paziente, sta aumentando la fiducia nella sanità privata, ma a prescindere dalle liste d'attesa, proprio perché magari il privato riesce a dare delle risposte più immediate e anche alle volte anche a prezzi competitivi? Privato intende puro? Privato puro. Sì, sì, però non vorrei che fosse anche ci si rivolge magari al privato puro su una sorta di fallimento di quello che è l'erogazione del sistema sanitario pubblico o privato accreditato, nel senso mi piacerebbe pensare che il cittadino si rivolga al privato puro perché ha l'interesse e l'intenzione di scegliere un determinato professionista, di scegliere una determinata struttura di qualità privata e quindi sia una scelta voluta e consapevole, non legata a un problema di lista d'attesa, un problema di necessità. Quindi se questo è l'organizzazione, allora è un positivo rivolgersi a quello che è il settore privato, che eroghiamo noi, che eroga lo stesso pubblico, perché anche il pubblico eroga prestazioni private, no? Però il cittadino dovrebbe essere in grado di scegliere autonomamente, non di esserne obbligato per una crescita del sistema. Grazie a Samuele Natali, vicepresidente di AIOP Veneto, grazie a voi per averci seguito questa mattina. Il mondo della sanità è un mondo variegato, complesso e anche passibile di tante interpretazioni, sì, no? Perché poi alla fine la verità è un po' da tutte le parti. Io vi ringrazio e ci rivediamo domani mattina. Grazie, arrivederci.